già te. No, c'est son accident. Guarda. Parce qu'il est à l'envers. Je me tire là-bas, voilà. C'est ma Elle est là. Bon, en vous faisant attendre comme ça, j'ai pas le droit de me louper, hein. T'hanno mandato verso paese per fare così tanto e tu hai trovato un popolo offeso martoriato verso in lui tu una vera contra miseria seria che la farà seria si leva al mondo io gira più tono si leva pace una va si leva al mondo io gira più tono si leva pace una va. Ringraziavi, merci à tous. Alors, bon, en Corse, vous le savez, nous avons des villages magnifiques, mais qui souvent sont laissés à l'abandon et on cherche toujours une excuse, c'est toujours la faute du voisin. Mais peut-être qu'il faudrait se regarder un peu devant la glace, parce que souvent, c'est notre faute si nos villages sont à l'abandon. Un paese.
spessante allegrezza, ma mai con amarezza. Noi ti lasciamo morire, qui si espande il gore, giri bruci più vecchi, un fermano che burleggi. Merci. Alors un petit souvenir en enfance, avec une chanson qui résonne encore dans nos écoles, mais bon, malheureusement, c'est un beau souvenir, mais le thème n'est pas joyeux, puisque c'est un désastre qui touche notre île tous les ans. C'è corso l'uvoco. Sopra un fiumicino d'acqua canterina, una macchina spampanava, derbitre di Lecce, givi dal Vatrecce, così bella che contava. C'è corso poco, c'è corso poco, c'è corso poco, cari. C'è corso poco, c'è corso poco, c'è corso poco, cari. Ci veni a passe capre con bacini, da Capuana a Natale, sotto una conchiccia ci sta una riccia e ci dormi un segnale. C'è corso poco, c'è corso poco, c'è corso poco, cari. C'è corso poco, c'è corso poco, c'è corso poco, cari. Per una strada sì, un dialetto, un buschetto, una casetta, al primo freddo ci affaccava petto, a fa contare a saccetta. C'è corso poco, c'è corso poco, c'è corso poco, cari. C'è corso poco, c'è corso poco, c'è corso poco, cari. Sopra un fiumicino d'acqua canterina, una magia spampanava, derbitre di Lecce, divina Vatrecce, così bella che contava. C'è corso poco, c'è corso poco, c'è corso poco, cari. C'è corso poco, c'è corso poco, c'è corso poco, oh cari. Merci. Alors, on est tellement bien là ce soir que j'ai décidé de vous présenter en exclusivité une nouvelle chanson qui n'est pas sortie qui n'est pas encore sortie, qui s'appelle Bagnuan, et tout simplement c'est une chanson pour dire à ceux qui nous ont accompagnés pendant un moment de notre vie que nous aussi on est là, c'est-à-dire rendre l'ascenseur à ceux qui nous accompagnaient à un moment. Bagnuan. Tante riservate, viginate ingrandava, o ricordo beato, tu, era qui per me, e anche se sognava,
Merci. Alors avant de vous laisser, je vais juste présenter les 2 personnes qui m'ont accompagnée ce soir. Donc je vais vous demander d'applaudir très fort Marc-Andrea Castellani à la guitare et Fabrice Nobilio Caron, qu'on a recruté tout à l'heure et qui a super bien joué, donc on a décidé de le garder. On va terminer avec Bego Balaivior. Un sole rigiù nasce là, monda i raggi freschi, da lontano i Bego va là, non tu hai case anche, santo un pianto, allora con tu. Passato il suo paese, un becco più, un nome allegro, parendo ci offesi, lascio l'amaro, più la chitarra, becco alla Merci à tous, merci à RCFM et à la ville de Bastia pour cette belle soirée et bonne continuation. Carlotta Rigni, vous pouvez l'applaudir encore bien fort. Carlotta di Gastaniccia, Carlotta di che paese? So di Morosal. Merusaio, parlavamo di Lured, o Merusaio di Nu, a Gastaniccia e Gantore Ciso. C'erano. No, ci sono sempre, ma di berghi o tempo Gambia e a oggi di meno un mondo. Ma cantiamo lo stesso. La Sabazione Beruganto, come è venuta Sabazione? Allora, forse è appena originale, ma di un moabo che cantava, come tutti, penso. E sono nata in tre baldielle, in tre canzoni, allora odio canto anch'io. Hai principiato a scrivere a 14 anni, a comporre di nuovo a 14 anni. Idea di Edo Gonzone, posto che hai esciuto un disco, ma è più zitto, a 3 anni fa. Quali sono le idee di Edo Gonzone? Allora, per il primo dischetto, l'idea erano piuttosto in un mondo, ciò che si passava in un mondo, anche di noi, EUR, tutto questo, era piuttosto politico, di radio. Ma ora cambio appena, forse... Chi dice radio c'è appena più maturità, dunque già cambia appena. Un primo disco, forse un altro che si appronta, che si riflette? Allora si riflette, sono tracce di emo canzone e poi dopo diremo tutto per registramento e tutto questo. E poi animazione di noi, l'estate, forse di noi linguarno? Ce l'ho andata a cantare in ogni luogo, allora l'animazione è un mezzo di radio più facile per tutti gli ante. Carlotta Rigni, chaque manade là, applaudissez-la bien fort, en live, en public.
à la Citadelle de Bastia à l'occasion du Cidadil Infest avec RCFM et la ville de Bastia. Est-ce que vous passez un bon moment? On s'y inonde, hein. Vous êtes content d'être là? Ah, c'est mieux. Alors on va retrouver à présent une forme